Buongiorno cari amici, siamo a Venezia, io sono Paolo Kratossidis, qui al mio fianco ho lo chef Ivan Rorato e per la prima volta nella storia cucineremo senza gas e corrente elettrica con la zeolite in piazza San Marco e su una gondola. Adesso andiamo a farci un giro con Zeo Cooking in gondola, che ne dici? Dai, andiamo! Siamo in gondola e iniziamo con la nostra ricetta di oggi, una ricetta antica, sono le sarde in saor, ricetta tipica veneziana, una ricetta da marinai. Il nostro chef Ivan Rorato le sta pulendo. Adesso mettiamo le sardine dentro il nostro sacchetto da cottura. Un po' di condimento, un goccio d'olio extravergine d'oliva. Un po' di aceto. Aceto bianco che serviva per conservare, del sale. Ecco qua le sarde pronte insacchettate, le mettiamo nel nostro contenitore termico e adesso inseriamo la zeolite, la nostra pietra che a contatto con l'acqua arriva a 100 gradi. Ecco qui le nostre sarde all'interno del nostro contenitore con la zeolite e passiamo alla cottura. Questa è acqua di San Marco. E già sono 100 gradi. Un bel bollore. Questo bellissimo bollore. Sta cucinando, le nostre sarde stanno cucinando con l'acqua di San Marco. Chiudiamo il coperchio. Intanto andiamo a preparare la cipolla. Tagliamo la cipolla per fare quello che si dice in Veneto il saor, il sapore. Uvetta sultanina, aceto, olio e via. Sono passati 10 minuti circa, le sarde dovrebbero essere pronte, le estraiamo dal nostro contenitore dove hanno cotto con il metodo Zeo Cooking, le estraiamo, sono ancora molto calde. Qua saremo ancora sui 70 gradi. A te, chef. Grazie. Dovrebbero essere pronte anche le nostre cipolle, cotte con il metodo Zeo Cooking, 25 minuti circa. Estraiamo. Ancora calde calde. Siamo in gondola, quindi dondola tutto, Non sta fermo niente. Non è proprio facilissimo, però. Pepe rosa. Del prezzemolo fresco. Le nostre sarde in saor sono pronte da Venezia, da una gondola in bacino San Marco, la città più bella del mondo. Sarde in saor col metodo Zeo Cooking. Dreams are my reality. The only